Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovo game. Quest'oggi ci troviamo direttamente su Sleeping Dogs, un nuovo titolo che sono riuscito a scovare immediatamente nel catalogo dei giochi di Steam. Mentre cercavo di comprendere qualcosa in più sul game, mi sono accorto infatti che era disponibile una demo e quindi perché no, proviamola immediatamente anche per far capire un po' a voi di cosa tratta questo. You! Are Oh you mio Dio. shitting me? So what'd you do? Nothing. Say much the mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Bene ragazzi, eccoci immediatamente all'interno della vita notturna di Hong Kong con il nostro nuovo personaggio che a quanto pare è fuoriuscito da questo fast food cinese, Golden Koi. Wow, vediamo un po', e a quanto pare qua i cittadini si stanno divertendo, ci sono fuochi d'artificio, guardate che grattacielo, non riesco neanche a inquadrarlo con la telecamera. E a quanto pare il nostro Ming, guardate qua i dragoni cinesi come si divertono, si ritrova a 78 metri dalla nostra posizione e a quanto pare è il tizio di cui dobbiamo occuparcene. Quindi diamo un'occhiatina, innanzitutto questo tizio non mi piace, guardatelo qua, ci guarda un po' male, intanto lasciamolo perdere, dai, non voglio imbattermi in una guerra già da adesso. Vediamo un po', possiamo addirittura utilizzare la macchina, vediamo drink quick, dobbiamo dargli un calcio per prenderla. Vediamo un po', diamo un'occhiatina al menu principale ragazzi, ecco, abbiamo ben $1225. Addirittura possiamo controllare la mappa del nostro vediamo un po', è abbastanza grande, del nostro agire, molto bene. E l'obiettivo principale chiede a Quan dove si trova Ming. Ok, la città, come potete ben vedere, chiamiamola cittadina, è divisa in diversi settori: North Point, Arborden e Kennedy Town. E poi si ritrovano numerosi, come possiamo dire, luoghi nei quali interagire, come per esempio il parco veicoli. Come possiamo notare c'è anche il parcheggio dove ovviamente verranno ristrette le auto, il centro massaggi addirittura, wow, e numerosi altri luoghi dove intrattenere il nostro personaggio. Mi sa molto ragazzi di un GTA 4, cioè lo stile è quello. Vediamo un po', allora vediamo, c'è qualcosa in testa, possiamo parlare con lei? Calcio del drago, aumento il danno corpo a corpo. Wow, possiamo comprare questa mossa, vediamo che cos'è ragazzi. In pratica nei potenziamenti, come ho appena visto, possiamo potenziare le nostre abilità sia triade, corpo a corpo, reputazione e salute, le quali aumenteranno la nostra resistenza, la nostra abilità offensiva e la nostra abilità difensiva. Però per adesso vediamo un po' di raggiungere il nostro primo obiettivo senza perderci in chiacchiere. Allora lasciamo perdere per adesso, intanto qua c'è uno stronzetto che vende qualcosa. Ciotola di spaghetti. Oggi non capisco amico mio. L'unica cosa che so dire in cinese è Ashigaru Nikosaimasu, non so se neanche è cinese. Breve ripristino completo della salute. Ma sì, facciamolo contento ragazzi. Vediamo come interagisce il nostro personaggio. Dammi dai un po' di spaghetti al riso. Vediamo un po'. Bene, bene, adesso dove ce li ficchiamo questi spaghetti? Ah, addirittura ce li mangiamo adesso. Non erano utili, comunque bene. Sempre marciare a pancia piena è meglio. E certo, qua praticamente guardate lo schifo che c'è a terra. Un piatto in più non fa praticamente male. Ecco il nostro obiettivo principale ragazzi, si ritrova a ben 35 metri. Il nostro personaggio molto aggressivo, potete ben vedere che spinge a tutti. Andiamo avanti, attenzione, non fregargli la busta della spesa. Eccomi qui amico mio. I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Bene, bando del cibo. Milla, già ragazzi dobbiamo affrontare un avversario. Vediamo come è strutturato il sistema di combattimento all'interno di questo game. Scendiamo intanto le scale. Bene. Ok, vediamo dove è Ming, questo pelatone davanti a noi. Però mi sembra che ha la camicetta di Bruce Lee. Conoscerà le arti marziali probabilmente. Intanto gustiamoci il video. Ming, I got a message for you. Teniamo premuto spazio ragazzi per scattare. A quanto pare un tutorial diretto.
Se lo premiamo rapidamente spostatevi, brutti stronzi. Mamma mia, chi è questo? Il principe di Persia, ragazzi. Fammi saltare, amico mio. Forza, forza, forza. Goffo. Ma quale goffo? Guardate qua un po', sembriamo un Assassin's Creed della Cina. Inseguiamolo, dai, 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 dai. Praticamente c'è una sorta di tutorial interattivo che neanche me lo aspettavo. Avanti, 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 facciamolo fuori, ragazzi. È abbastanza veloce il nostro personaggio, mamma mia. È piccolo e veloce, saltiamo qua su. Mamma mia. Però mi sa molto di un inseguimento che non finirà a buon fine, perché questo stronzetto, pure se è piccolino, è abbastanza veloce. Ma che siamo pazzi? Attenzione! No, dov'è? Eccolo lì, l'ho visto, gli hot dog. Attenzione, fatemi passare, scusami stronzetto. Goffo, lo so ragazzi, sono goffo. Spostati. Bene, 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 il cinese è scappato dall'altro lato. Ma sembriamo davvero dei bradipi arrapati come corriamo. Vediamo. Oh mio Dio! Fammi passare, brutto stronzo. Praticamente l'aveva preso come ostaggio, ma adesso ci ha ripensato. Facciamo questi due salti, avanti, avanti. Forza, 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 non so come chiamarlo. Chiamiamolo Bruce Lee, ragazzi, Bruce. Perché quelli affettano il pesce lì intorno. Dai, dai, Bruce. Bene, 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 bene. Facciamoci questi 50 scalini. Strada finita. Adesso come lo apriamo il cancello? Combattere a corpo. Vediamo un po'. Colpo, presa, contrattacco. Bene, facciamo un po' di Bruce Lee. Dai, 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 Bruce Lee. Forza, contrattacco. Addirittura. Ai, ai, ai. Ci hanno fatto a pezzi le costole. Ah, ma che vengono illuminati addirittura i nostri bersagli nel momento in cui ci attaccheranno. Dai, dai, un po' di tecniche di judo. Mamma mia, possiamo addirittura afferrarli. Vediamo, prendiamolo. Ai. Bella queste ginocchiate. E a quanto pare ho visto nella sezione dei potenziamenti, ragazzi, che possono essere potenziate. Ai, li abbiamo. Madonna. Ah, non vorrei essere nei suoi panni. Possono essere potenziati delle skill per ottenere quindi più combo in battaglia. E addirittura la reputazione, nel momento in cui verrà aumentata, può intimidire i nemici. Bene, allora, vediamo un po'. Premi F ancora per afferrare i nemici. Adesso lo chiudiamo nel cassonetto. Avanti, brutta spazzatura. Chiudiamolo qua dentro. Anzi, saliamo qua su. Ancora questo pelatone che continua a scappare. Ashigeru Nikuzaimasu. Al rapporto signore. Saliamo, forza, forza. Non so niente di cinese, ragazzi. Ecco che sta infervorando tutti contro di noi. Quello chi è? Come caspita si chiama? Non mi ricordo adesso. Sconfiggiamo i criminali di Ming. Che siamo dei poliziotti, ragazzi. Non davvero. Oh mio Dio. Ma siamo tutti contro di noi sono. Guardate. Dai, 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 dai. Vediamo se possiamo sviluppare altre combo. Bella, bella, la solita combo per spezzare le braccia e le gambe. Eccolo lì lo stronzetto con il coltello. Il coltello è armato. Oh, merda là sotto. Avanti, praticamente nel momento in cui portiamo a termine le nostre combo guadagneremo dei punti di esperienza. Questo ci farà risvegliare domani mattina. Meno male che ci siamo mangiati quel piatto di spaghetti, ragazzi. Vedete l'icona in alto a destra? Quella ripristinerà la nostra salute, che come potete ben vedere si ritrova in basso a sinistra. Mentre l'altra icona in giallo ancora non so che cosa significa. Anzi, spappoliamogli le palle a questo stronzetto. Mamma mia, dai, 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 vediamo quello che siamo riusciti a combinare. Eccolo. Però una cosa che non mi piace molto, ragazzi, è questo fattore che si illuminano i nemici. Potete ben vedere che diventano di diversi colori nel momento in cui attaccano. Cioè il giocatore doveva capirlo da solo. Eccolo Ming col coltello, un coltellone da cucina. Mi ricorda un po' Agente 47 di Hitman. Oh mio Dio, mamma mia, ragazzi, questo è un coltello e io non so come si affronta un coltello. Oh mio Dio. Ah, no, brutto stronzo. Ma cosa ci ha fatto questo Ming? Dai, 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 ammazziamolo. Vediamo se riusciamo a batterlo. Dai, dai. Ma guardate che brutto. Gli manca solo la barbona. Ma siamo pieni di sangue. Guardate come siamo combinati in faccia. Dai. Ma quanto resiste questo? Oddio. E guarda, tutto rosso è diventato in testa. Bene, bene, bene. Siamo riusciti ad affrontarlo. Nemico a terra. Vediamo che cosa possiamo combinare. Possiamo prendere il coltello? Ah no. Al prossimo video. Dog Eyes gonna kill you. Fuck Dog Eyes. Winston owns this area. You fuck with us and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Fuck. Hey, hey, watch it. Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. Sicuramente, ragazzi, non siamo dei criminali e non siamo dei poliziotti, siamo ovviamente dei criminali arrestati a Los Angeles e ci siamo trasferiti in Cina quindi per villeggiatura, a quanto pare. Riprendiamo. And now you're here, enforcing for the Sun On Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody.
Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir. As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it Well, against for God's protocol... sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. Cosa? Hanno praticamente rifiutato la mia teoria, ragazzi. Che cos'è? Un criminale o un poliziotto questo? There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Beh ragazzi, ecco che abbiamo praticamente concluso la nostra prima missione e abbiamo guadagnato un notevole punteggio, anche una notevole esperienza. Siamo dei poliziotti a quanto pare, ci avevano scambiato per dei criminali, però siamo dei poliziotti. Eccoci ragazzi al termine del nostro gameplay, siamo riusciti a comprendere la pasta di cui è fatto questo game. Abbiamo notato innumerevoli azioni all'interno della città di Hong Kong. Mi sarebbe piaciuto vedere un bel inseguimento in auto, però purtroppo non è stato possibile. Comunque siamo riusciti a capire per benino che gioco è Sleeping Dogs. Adesso sta a voi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, magari con un bel commento oppure con un voto, appunto, per farmi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo game. Ciao a tutti ragazzi.